Buongiorno a tutti, siamo qua nel Viale della Conciliazione per la Santa Messa che ci sarà alle 10:30. Siamo qua con Matteo della diocesi di Vittorio Veneto e adesso gli faremo delle domande. Come ti senti in questo momento? Molto carico, sono molto contento di essere qua. Siamo nella viale della conciliazione ed è stato molto difficile arrivarci perché eravamo molto stanchi e per la molta gente che c'era. Siamo qua con due ragazzi della diocesi di Treviso, Nicolò e Lorenzo, e adesso gli faremo due domande. Allora, come vi sentite in questo momento? In questo momento stanchi ma comunque felici perché appunto siamo con i nostri amici. Siamo qui da 2 o 3 giorni e comunque è un momento bello e unico. Anche secondo me è molto bello perché siamo qua con i nostri amici ed è molto bello vedere qua davanti a San Pietro ed è un momento molto speciale. Siamo qui in presenza di Don Lorenzo Barbieri, un organizzatore di questo giubileo. Com'è andata e quale ricordo più bello porta a casa? Allora, il giubileo in generale è andato molto bene, anche se abbiamo avuto alcune difficoltà, anche abbastanza grosse, dal punto di vista logistico, perché gli alloggi non bastavano, abbiamo trovato altri alloggi, ma insomma siamo riusciti a risolvere. Quindi il giubileo è andato bene. La cosa più bella che mi porto a casa è stato il momento vissuto ieri a San Paolo con tutti i giovani del Triveneto. Noi, responsabili delle diverse diocesi, abbiamo organizzato questo momento a San Paolo e abbiamo fatto visitare e vivere questo momento di preghiera a 9.000 ragazzi di tutto il Triveneto, divisi in 3 turni. Ecco, quello è stato un bel momento perché è stato vissuto insieme, ci ha dato anche un respiro così della nostra zona, del Veneto. Ecco, quello è un momento che mi è piaciuto molto, poter accompagnare i ragazzi in quel momento lì. Grazie, ma com'è stato organizzare tutto questo? Ha qualche commento da dire? Allora, organizzare ho perso qualche notte, prima e anche durante. Allora, l'ho fatto con piacere purché potesse andare tutto bene e anche potesse essere una bella esperienza. Devo dire non è stato proprio facilissimo, ma insomma in qualche maniera, soprattutto con l'aiuto di collaboratori, di altre persone che mi hanno dato una mano, di educatori, ce l'abbiamo fatta. Quindi. Siamo qui in presenza di Jacopo per fargli alcune domande. Com'è andata il giubileo? Quale ricordo ti porta a casa? Allora, il giubileo è andata molto molto bene e il ricordo che mi porto a casa è che sono andato a vedere San Pietro e ho assistito a una messa. È andata bene, sono stato bene con tutti i miei amici. Ho un po' di mal di gola per la voce che ho usato spesso per urlare ai miei amici, ma comunque è andata bene. Allora, è andata benissimo, anche se abbiamo camminato tanto, dormito poco, è stata veramente una bellissima esperienza, veramente la rifarei veramente. Grazie mille, ma invece cosa ti aspettavi? Ha soddisfatto le tue aspettative? Sì, le aspettative completamente rispettate, cioè quello che mi aspettavo, quindi sono contentissimo. Il Giubileo è andato molto bene come esperienza, è stata un'esperienza che è servita. Sinceramente non avevo molte aspettative, però devo ammettere che mi sono divertita tantissimo, che era la cosa che avrei voluto che succedesse e sicuramente ho legato molto anche con i miei amici. Abbiamo qua con noi Mattia, che è uno degli accompagnatori del gruppo di San Paolo di Piave. Com'è andata il giubileo? Quale ricordo ti porta a casa? Allora, il Giubileo per me è andato molto molto bene. È stata un'esperienza veramente ricca perché abbiamo vissuto delle esperienze indimenticabili. È stata un'esperienza bella anche guardando ai nostri ragazzi e vedendo che loro erano contenti e anche noi ovviamente lo siamo stati, anch'io lo sono stato assolutamente, pur con tutte le difficoltà, o le piccole fatiche, la stanchezza, il poco sonno che abbiamo avuto in queste 2 notti a dormire per terra, ma insomma è comunque stata un'esperienza veramente molto positiva per lo stare insieme, per il fatto di vivere delle cose che altrimenti non facciamo così spesso, anzi. L'ultima domanda, ma ha soddisfatto le tue aspettative o no? Sì, veramente, è stata veramente una grande occasione per noi e ne sono proprio contento.